Siamo in una piccola città vicinissimo a Budapest che si chiama Piliscsaba, che è una città diciamo residenziale con molte famiglie numerose, con molte famiglie cattoliche. Dall'anno scorso abbiamo ricevuto il nome di Sant'Antonio di Padova, cioè la nostra scuola si chiama Liceo Sant'Antonio di Padova. Così abbiamo cominciato a cercare contatti con Padova. Ho trovato e trovo anche adesso questa scuola meravigliosa, con tutti edifici molto belli, con professori molto simpatici che sanno fare molto bene il loro lavoro, e i ragazzi sono simpatici, educati, cioè un'impressione molto, molto piacevole, molto bella di questa scuola. In Ungheria la realtà delle scuole cattoliche è in grande crescita. Sì, posso dire di sì, perché lo Stato, avendo dei problemi abbastanza gravi, cerca di consegnare la gestione delle scuole alla Chiesa. Devo dire che in Ungheria le scuole cattoliche sono sempre popolari e molto scelti dai genitori. L'italiano è molto popolare. I ragazzi nelle scuole superiori possono scegliere come seconda lingua straniera, cioè prima cominciano a studiare l'inglese o alcuni il tedesco, e nella prima superiore possono scegliere un'altra lingua straniera che può essere francese, italiano o in qualche posto spagnolo anche. Tra questi l'italiano è sicuramente il più popolare. Il scopo di questo incontro è vedere le condizioni per istituire un gemellaggio tra quella scuola in Ungheria dedicata appunto a Sant'Antonio di Padova e la nostra scuola. Entrambe sono scuole diocesane, in entrambe si fa musica ad alto livello. Cerchiamo di trovare tutti i punti possibili per un incontro e magari anche uno scambio, un gemellaggio. Our school is in Piliscsaba, near to Budapest, and it is a Catholic school. It works till 18 years. The bishop gave the name of San Antonio di Padua, and then we try to find contact with the school here in Padua. Our school is have three parts: elementary school, grammar school, and in the afternoon and so-called art school. There can the pupils learn music, traditional Hungarian music and classical music, or traditional Hungarian dance and ceramic. These parts. Yes, I hope we will have a partnership in the future. It is very nice that San Barbarigo has also a have music classes, and I think we will have a lot of contact on this topic. It is important for me to be here where San Antonio lived. And I like to give this feeling to the pupils in the school.